Negli ultimi 20 anni la popolazione straniera residente nel comune di Venezia è aumentata in alcune zone del 400%, in altre zone del 600 o dell'800%. In 2 decenni il numero di stranieri residenti a Mestre è aumentato del 631%, a Marghera dell'867%, un record. E come a Marghera, anche a Mestre più di un residente su 4 è straniero. In pochissimi anni grosse porzioni del comune di Venezia hanno completamente cambiato faccia. Se lo spopolamento della laguna è materia nota e ampiamente documentata, la fuga di oltre 30.000 residenti registrata nell'entroterra veneziano durante l'ultimo decennio e i massicci arrivi dall'estero hanno trasformato profondamente la società a Mestre e a Marghera. Maurizio Busacca è un ricercatore dell'Università di Ca' Foscari che ha compiuto lo studio per la Fondazione Pellicani. Il fatto che in questa città i due principali mercati del lavoro siano quello del turismo e quello dell'industria determina una capacità di attrazione della città molto, molto bassa e soprattutto di persone poco qualificate, con poche competenze specialistiche, e questo va a configurare uno scenario che non ci fa ben sperare per il futuro di questa città, perché rischiamo di entrare in una spirale di progressivo impoverimento. Una città sempre più povera attrae un tipo di immigrazione sempre più povera. Come documentato dai dati di Veneto Lavoro, l'appiattimento dell'economia cittadina ad una monocultura turistica capace di produrre prevalentemente posti di lavoro tra i facchini e i camerieri ha provocato a Mestre e Marghera fughe e arrivi di residenti con una rapidità impressionante e, secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reso Venezia il comune con il reddito pro capite più basso dell'intero nord-est, oltre ad averne modificato nelle fondamenta il tessuto sociale. Il fatto che questo fenomeno sia limitatamente governato determina una presenza di numerosi conflitti che poi noi vediamo quotidianamente nelle piazze. Quello che noi tendiamo spesso a chiamare degrado in realtà è la manifestazione di forme di conflitti, di processi sociali che non sono governati.